Piano di sviluppo rurale. Ad oggi la Regione ha pagato alle imprese i primi 35 milioni di euro. A dirlo l'assessore Stefano Mai in occasione dell'Expo dell'Alta Valtrebbia che si è conclusa ieri a Loco di Rovegno. L'erogazione di questi fondi, ha spiegato, sono i primi timidi segnali di un PSR che è partito in forte ritardo e con grandi difficoltà. Ad oggi abbiamo emesso 66 bandi con 228 milioni di euro a bando. Sino ad oggi abbiamo emesso circa 85 milioni di nulla osta finanziaria, significa per 85 milioni di euro abbiamo autorizzato la spesa, quindi le imprese possono spendere e fatturare, quindi rendicontare alla Regione. Intanto, proprio nei giorni scorsi, l'assessore Mai ha partecipato al tavolo tecnico con i vertici di AGEA, l'Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura, oggi al centro di polemiche per i mancati pagamenti di fondi. Regione e AGEA hanno convenuto alcune semplificazioni normative da applicare e agevolazioni nell'emissione dei bandi. Così, ad esempio, ha spiegato Mai, il GAL Verde Mare sotto la guida del Parco dell'Antola a settembre potrà uscire con i primi. E oltre a questo abbiamo anche in queste aree, Antola Tiguglio diciamo, il progetto strategia aree interne, strategia nazionale. Questo è il primo finanziamento, diciamo il primo progetto che parte, stanno lavorando sulla viabilità, sullo sviluppo economico, sulla sanità e sulle scuole, sull'istruzione, e credo che anche qui ci saranno 5-6 milioni a disposizione che andranno a buon frutto se i sindaci, come in questo caso, saranno molto uniti e evidenzieranno delle strategie locali, diciamo, uniche, unitarie e non saranno tirati da questo campanilismo che porta sempre ad avere qualcosa in più degli altri, ma che vengano attivate le politiche sul territorio che diano risposte a tutti.